per quanto riguarda il discorso di Italia è nell'Europa, quindi noi siamo in un'unica situazione. In realtà io onestamente questa Europa non la digerisco, non è un'Europa che è vicina ai suoi cittadini. Io l'Europa la vedrei benissimo come istituzione, ma se fosse un'Europa dei popoli, che è una cosa un po' diversa rispetto all'Europa delle nazioni, che è un'Europa su una logica ottocentesca, dove sono nate queste mega nazioni per creare forza. In realtà la visione non è dogmatica, la visione può essere anche costruttiva, può essere anche elaborata nel tempo, o può essere rielaborata in funzione a quella che è stata la storia, e lo dico ad uno storico. Per cui non necessariamente io prendo la situazione attuale come una logica dogmatica, ma come una situazione che è in divenire e può essere anche modificata. Personalmente, così com'è l'Europa, onestamente non riesco ad apprezzarla, né sotto l'aspetto strutturale delle nazioni, né sotto l'aspetto economico, perché oggi come oggi, guardiamo Europa e mi ricollego all'euro, onestamente io non sono di per sé contro l'euro, sono di per sé contro la logica economica gestita dalla BCE, che è una banca privata che non è esattamente come doveva essere sostanzialmente. Chiudo, apro su un piccolo discorso su questo. Oggi ho un'intervista, mi sembra su un TG nazionale, hanno fatto una domanda ad una signora che aveva avuto la casa lesionata e gli avevano chiesto: signora, ma la sua casa era antisismica? Sì, sì, l'ho condonata negli anni 60. Basta, non dico altro. Un altro problema.